Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio presentare la genese del Marietto Veneziano, diciamo la più vecchia, la più, come si dice, la nonna, la bisnonna, proprio la prima genese l'ha creata Dio, il creatore, il genitore eterno, l'uomo, chiamatelo poi come volete. Oggi ve la presento di persona perché è venuta a trovarmi. Ma prima di fare questo, visto che sarà una sorpresa, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale YouTube di Illegale, nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. Se stai guardando per la prima volta questo titolo, perché magari ti è interessato, mi raccomando, fatti un regalo, iscriviti al canale Marietto Veneziano e anche a quello di Illegale. Ma lascia anche un super like che tira sempre su di morale. Poi sotto avete visto i link in descrizione, c'è il sito capitano.intervista.off dove ci sono 20 ebook, di cui una 16 sono degli ebook di radionica e radiestesia, fatti apposta dal vostro Marietto Veneziano per voi, con istruzioni d'uso. In più ci sono anche 4 libri, 4 ebook, gratuiti chiaramente, da scaricare di chirologia, lettura della mano in modo semplice, qualcosa di abbordabile. Vi ricordo che nel sito che stai guardando, se è la prima volta che stai raggiungendo Marietto Veneziano, più o meno negli ultimi mesi 900 ore di visualizzazione, 1700 persone uniche, più di 13.000 visualizzazioni ai vari video. E questi sono numeri importanti per uno che porta la mascherina. A parte la battuta, bravi, grazie, continuate così. Poi vi ricordo anche che abbiamo un sito di Telegram, cioè il gruppo di Telegram, sotto il link in descrizione per venirci a trovare. Nel sito Capitano abbiamo anche una sezione shop a pagamento per operazioni professionali di illegale amaretto veneziano. In Face invece abbiamo un gruppo che sta di nuovo rinascendo, siamo 960 e il vostro marietto alle 11 di mattina più o meno periodicamente, se tutto funziona, potrà fare delle live sibille interattive gratuite. Bene, oggi parliamo un po' del nonno della Genesa. Chiaramente negli ultimi 15 anni è arrivato un boom, no, di geometrie sacre alla carte, che sembra, come si suol dire, quando si va da macellaio, senti 2 chili di salti quantici, una quinta dimensione, una genesa e 3 etti di vogliamoci tutti bene. E invece il nostro creatore, diciamo così, scusate, il nostro, come si suol dire, il nostro padre, il nostro ehm, genitore, chiamiamolo come volete, qualche milione di anni fa ha pensato di regalarci una genesa gratuita e oggi ve la presento. Eccola qua, la vedete? Si chiama conchiglia, ce ne sono di vari modelli e l'importante è che voi ci mettiate l'intento, il vostro nome qua. Io a 5 anni, 6 anni circa ho visto quanto è potente a livello vibrazionale una conchiglia, qualsiasi essa sia, pensavo che fosse un sole e in realtà questa ha una energia intelligente. Qualsiasi parte del mondo che siate, se gli mettete dentro il vostro nome e cognome scritto a mano o anche una foto, lui continuerà a vibrare e a mandarvi energia benefica. Costa praticamente quanto una conchiglia, i più fortunati che abitano al mare possono trovarle tranquillamente e gli altri, queste arrivano dal Brasile, me ne ha portate un amico, no? Ci sono anche quelli più grossi che ci vogliono più anni a farle costruire, però non ha controindicazioni mediche, perché vi ho già spiegato che quelle genesi che ci sono oggi sul mercato, queste le ha fatte il creatore, ci ha messo un milione di anni, non qualche ora a farle. E non è New Age, questa è pura come facevano i nonni milioni di anni fa. Vi ripeto, questa è la genesa del vostro marito iniziale. Invece, per parlare delle genesi di oggigiorno, perché qualcuno continua a farmi questa domanda, cosa ne pensi genese? Il marietto pensa bene a genese, basta che si usa un paio di ore al giorno. Se invece la usate tanto, allora vi consiglio di mettere il nome della persona nel vostro peggior nemico, così lo cuocete a flambé. Ma se invece lo usate un paio di ore al giorno, chiedendo sempre il pendolino, facendovi le varie protezioni, allora chiaramente può essere qualcosa di utile. Altrimenti il vostro marietto veneziano vi consiglia di usare il sistema della nonna, che gli hanno insegnato 50 rotti anni fa
al Marietto veneziano quando non si conosceva ancora l'Agno ICI. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Mi raccomando, un super like e un'iscrizione non fa mai male a nessuno, soprattutto a Marietto. Grazie, cari amici, e alla prossima. Ciao.